Oggi siamo accomodati, seduti in una vera tavola natalizia, secondo me, e anche oggi andiamo ad analizzare un po' come queste mise en place sono state messe, perché sono in certe posizioni e non in altre le posate, e come abbiamo fatto anche per le scorse puntate abbiamo degli ospiti illustri, importanti e simpatici. Giampaolo Chiappetta, Gemma Altimari, Claudio Greco e Alberta Celestino. Buon Natale. Buon Natale, buon Natale. Buon Natale, si Claudio. vede che sono natalizio, no? Sì, si vede che è natalizio, ammirate l'anello, Ammirate il mio brillante al ammirate dito. anche Verissimo. la collana, insomma la collana, parure, una vera e propria parure. Sì. Luminoso oggi come abbiamo sempre. Luminoso come sempre. Poi chi non conosce Claudio, noi ci pregiamo di averlo ospite in queste mie tavole di Natale, e oggi vediamo questa tavola, questa bella tavola è stata allestita da Gemma. Io invito Gemma, poiché è così ricca, così particolare, così natalizia, ma effettivamente con dei richiami, insomma, di colore, veramente natalizia. Dunque, Gemma, ce la racconti un po' questa tavola? Che cosa ho voluto dire? Sì, allora io ho apparecchiato una favola, ecco, cioè è questo il concetto. A questo desco insieme ai familiari siedono gnomi, fate, elfi, tutto un mondo incantato per sognare insieme la notte di Natale, perché almeno la notte di Natale ritengo si debba sognare, non essere tirchi e quindi sognare in grande. È vero, non essere avari, niente, negli allestimenti, negli inviti, nelle pietanze. E quindi la mia tavola deve rappresentare quello che io forse riesco malamente a dire diversamente, quindi deve dire quello che io voglio trasmettere ai miei ospiti, e cioè che sono tanto contenta di averle con me, che voglio loro bene e che quindi mi fa piacere che sediamo insieme e che stiamo insieme. È una tavola semplice, fatemi passare il termine che poi spieghiamo perché. È una tavola semplice perché è fatta con cose che tutti possono avere nelle loro case, è vero. O che comunque possono facilmente reperire l'equivalente. Perché il Natale per me è ricco, ma è diversamente ricco, cioè è una ricchezza di entusiasmo, è una ricchezza spirituale, è una ricchezza che gestiamo tutti insieme nell'attesa della nascita del bambino, per chi crede come me, o comunque nel calore della famiglia per chi non ha questo tipo di... E quindi questa tavola qua in effetti vuole dire che anche se non è arricchita da cose preziosissime, diventa ugualmente, credo io almeno, ugualmente calda, accogliente. Che cosa volevo trasmettere? Un abbraccio caldo, e spero di esserci riuscita. E ci sei riuscita sicuramente. Le cose preziose, le cose diciamo anche lussuose che attengono alle feste e che io ho raccolto nel corso del tempo, come tutti noi, ma io sono proprio una raccoglitrice seriale di cose, quindi sono pericolosa, o quelle che abbiamo ereditato anche di più da chi aveva molto più buon gusto di noi, diciamo. Mi piace conservarle per Capodanno, perché Capodanno è sfacciato. Sì, Natale è lo sfarzo, diciamo, Natale l'allegria. intimo. A Capodanno ci spogliamo, a Capodanno chi se lo può consentire usa pesci e cibi che sono molto costosi. Io a Natale servo pasta con le alici e quindi mi sembra che stiamo meglio qua. Nella tradizione. Stiamo meglio qua. E poi abbiamo detto che è una favola, e poi mi piace chiudere dicendo che vissero tutti felici e contenti. Speriamo. Claudio, tu? Ma cosa devo dire? Guarda, No, già mi vedi, sono illuminato di immenso. Quindi altro che sfarzo, insomma, tu sei come ha oltre, detto sei illuminato. lei, questa tavola è per tutti, no? È per tutti. Perché lei ha richiamato intanto la natura, ci sono le due cervesse qua,
che si guardano, manca il cervo comunque, però devo dire è la vera tavola natalizia. È una tavola natalizia sicuramente. Allegra, gioiosa, piena di fantasia, o no? Piena di fantasia. E lei è una creativa comunque, la conosco, Gemma è bravissima, oltre ad essere un'ottima cuoca, E quindi a me questa tavola mi fa impazzire. Poi finalmente possiamo assaggiare qualcosa. I piccoli panettoni io volevo veri. richiamare l'attenzione su questi che dovrebbero essere i segnaposto, che sono dei piccoli panettoni con la lettera a biscotto che poi ognuno naturalmente io ho una e mi ha chiamato Emilia. No, però perché in questo caso ha scritto Noel, giusto? Sì, le lettere che noi abbiamo per ma certo. Quindi questa tavola comunque è 10 e lodi. Complimenti a Gemma. Ecco, poi noi metteremo bella. Come sempre, daremo i pallini che poi non sono dei mi sento molto professoressa, capito? E quindi devo dare un voto. Sì, ma infatti certo. Noi ti abbiamo chiamato per questo, ti ho invitato proprio perché tu faccia il tuo ruolo che a noi piace moltissimo. Invece Giampaolo, ecco, un aggettivo per definire questa tavola. Un aggettivo, quello che ti viene più spontaneo. Guarda, è difficile aggettivarla con una sola aggettivazione, scusate la cacofonia se mi ripeto, perché credo che l'hanno detto bene anche Claudio, riprendendo un po' quello che ha espresso Gemma, che io conosco da un po' di tempo e quindi naturalmente non è una novità vedere quello che concretamente ha predisposto nell'allestimento di questa tavola. Io credo che sia semplicistica ma molto calorosa. È molto calorosa, è vero, forse l'aggettivo che racchiude proprio il calore, che viene. E d'altra parte, considerando anche quello che abbiamo visto precedentemente, io credo che in aggiunta questa tavola predisposta da Gemma rappresenti l'essenza stessa del Natale, in una fase in cui, e lo sappiamo bene, voglio dire, i riferimenti valoriali sono andati un po', no? Non dico dispersi, ma sicuramente si avverte, c'è una rarefazione dei riferimenti valoriali, soprattutto in una festività importante qual è quella del Natale, che è diversa, ha detto bene Gemma, rispetto a quella che può rappresentare il Capodanno e anche le altre festività. Io credo che qui sia stato e sia ben presente il riferimento valoriale vero del Natale, vale a dire la possibilità di poter stare tutti intorno a un desco, mi piace chiamarlo in questo modo, appunto perché racchiude veramente la semplicità del Natale e racchiude nello stesso tempo l'affetto e il calore. Io credo veramente che sia superlativa la predisposizione di questa tavola. Bravo! Io vorrei dire una cosa, cioè è vero, è calorosa, come ha detto Gemma, non ci sono oggetti di grande valore, però è molto ricca, cioè qui per mettere questa tavola ci è voluto tanto tempo, quindi è un tempo, chi regala l'eleganza, chi regala il gusto, chi regala l'impegno nella cucina e chi regala anche, perché poi non discutiamo l'impegno che sicuramente ci sarà in cucina, ma anche il tempo per la propria famiglia, perché poi è questo, come ho detto già. Anche la tavola elegante, qual è la migliore occasione, no, per fare questo regalo alla famiglia anche di una tavola estremamente raffinata? Io sono d'accordo con quello che dice Gemma, naturalmente, che il Natale è una festa di famiglia, è calorosa, deve essere adatta, l'allestimento di Natale deve essere adatto a tutte le tasche, ognuno per il proprio, e quindi ecco che lei ha messo degli oggetti facilmente sostituibili con oggetti che voi avrete sicuramente a casa. Però è importante la cura è importante perché la cura è proprio il regalo che si fa ai nostri ospiti. Certo. È vero, tu cosa ne pensi, Alberta? Alberta. Rispetto alla tua, che un'altra grande donna. La tavola di Alberta che abbiamo visto era anche una tavola da chalet, una tavola da baita, ma poi una tavola di Natale, bellissima, che poi anche delle nostre tavole cittadine va sempre bene. Alberta ha fatto un pranzo. Poi ho trovato il cacciatore. Io ritengo che questa un po'... Ma io il cacciatore l'ho trovato molti anni fa. No, io vado a caccia per i cacciatori. Non siamo seri. Alberta, rispetto alla tavola tua, che tu pure hai dato un'impronta calorosa, diciamo simile alla mia, perché a me piace, mi piacciono i colori del Natale, quindi il rosso, il verde, il bianco devono essere presenti, incisivi. Questa è una tavola
della famiglia, il Natale è famiglia, quindi questa è la classica tavola della famiglia e degli amici veri. Io spesso a Natale, oltre ad avere la mia famiglia, ho i miei amici di sempre. Credo che ognuno di noi poi quindi non è solo famiglia, ma gli amici veri che tu praticamente frequenti sempre da tanti anni e fanno parte della mia cerchia, è come se fossero miei fratelli. Sicuramente sì, che tu conosci molto bene. È il senso del Natale. E questo, ecco, questa tavola mi evoca calore, famiglia, amicizia vera. Sì, amicizia mi piace anche molto. Antica, se vogliamo. Incontra molto anche il mio antica. gusto. Insomma, io voglio partire, dimmi dico, insomma, bisogna essere generosi nel momento, certo. L'invito è generosità, la generosità si esprime in tanti modi, anche dedicando il mio tempo alla cura di una cosa che poi condividerò. Impegno non solo in cucina ma anche nell'allestimento della tavola. Dunque, come sempre, no, nelle nostre tavole noi partiamo dall'allestimento per poi andare a vedere qualche regoletta di bon ton, e siccome questa è una tavola targata Gemma, è chiamata Gemma, io parto da qualcosa che la riguarda. Noi quando andiamo ospiti a casa di Gemma, in realtà non siamo ospiti di Gemma, ma siamo ospiti di Uffa, che è il suo cagnolino, e prima eravamo ospiti di Grappa, non siamo ospiti suoi, quindi diciamo io adesso vado a fare una considerazione che non vuole essere di casa di Gemma, perché ripeto, noi quando andiamo da Gemma è la padrona di casa, Gemma ci ospita a casa sua, però il padrone di casa è Uffa. Allora, se invece normalmente nelle cene dove noi invitiamo gli amici, ecco, facciamo finta che non sia la cena di Natale, perché abbiamo detto che è una cena di famiglia, ci si può concedere, deve essere elegante, calorosa, ma non deve essere formale, quindi facciamo finta che noi non siamo in una cena formale. Io vorrei fare alcune domande. Intanto, per esempio, la presenza, non voglio fare confronti, però poi alla fine ci arrivo, la presenza dei cani mentre si cena, no? Ripeto, non a casa di Gemma, non a casa di Uffa, ma in una casa normale. È qualcosa che secondo voi è appropriato, se sono amici che non frequentano? Fanno parte della famiglia, come no? Che però è formale. Allora la cena è formale, sì, ma le regole del bon ton ovviamente sono regole che crescono con i tempi. Non c'è dubbio, non il possiamo bon ton avere è cambiato. Il bon ton cambia come cambiano le persone, come cambiano i tempi soprattutto. Per cui tempo fa un cane, un gatto, un animale non era neanche ammesso, diciamo così, nelle case. Ora fa parte della famiglia. Ora fa parte della famiglia. Secondo Giampaolo? La penso assolutamente in questo modo, nel senso che i tempi sono completamente diversi rispetto magari anche ad un passato e forse anche ad un recente passato, quindi è parte integrante il cagnolino, così per come ognuno di noi credo che la pensi nello stesso modo. Ma assolutamente sono d'accordo, io invitato ad una cena a Milano ho portato un maialino insieme a me. Quindi amore, sono d'accordo con Gemma. Io non sono d'accordo. Io adoro gli animali. No, perché forse tu non ami gli animali, no, che ti pungo con la luce, ti pungo col mio anello. Io adoro gli animali. Poi si applica il buon senso. Adoro i cani. Però noi abbiamo, per esempio, detto nella tavola, mi ricordo la tavola di Alberta, che bisogna sempre accogliere, quindi accogliere anche le esigenze degli ospiti, soprattutto le esigenze degli ospiti, perché il nostro cane sta con noi tutti i giorni e sempre, così come, e ripeto, non vuole essere un paragone immediato, così come i bambini. Se c'è un animale durante una cena formale, per me non va bene, cioè io mi rifaccio al bon ton di una volta, perché ci sono dei motivi. A parte il fatto che si può gradire o meno, l'ospite può amare o meno, e quindi siccome piace fumare a me, io devo imporre il fumo agli altri, piace il cane a me, io impongo il cane agli altri, no. Male si fa ancora di più, secondo me, a chiedere ti dà fastidio il fumo, perché lì si sbaglia due volte, non solo deve dire sì, ma poi il povero invitato è costretto a dire sì, quindi a dare l'assenso a soffrire. Allora, per conto mio è bene avere un babysitter, un dog sitter e non fumare.
Questo è importante. In una cena formale parliamo, naturalmente. E ripeto, non a casa di Gemma, perché Gemma non è lei che invita, ma è il suo cagnolino. Certo, come il protocollo prevede questo, però è difficile che noi abbiamo, diciamo così, almeno stiamo facendo una chiacchierata da amici, tutte queste cene da protocollo. Ma noi stiamo ipotizzando che? Il protocollo impone quello, il protocollo impone quello. Per fortuna nel corso del tempo ora i cani addirittura vengono ammessi non solo in tutti gli edifici pubblici, abbiamo toccato proprio l'argomento a me più caro, quindi più caro. Hai anche altre argomentazioni. No, allora noi però dobbiamo partire da questo presupposto che io ho detto, cioè è una cena formale, che sia a casa o sia fuori, una cena formale. Allora io la penso così e dovrebbe essere così, perché il buon senso deve guidarci sempre. Quindi se uno chiede ti dà fastidio il cane quando invita, è sbagliato, perché quello non può dire l'invitato sì mi dà fastidio, però ci sono ad oggi molte persone che hanno ancora paura dei cani, oppure che hanno un senso di fastidio a vedere un animale vicino mentre si mangia. È così. Allora sì, se uno ha paura è un discorso, ma non se lo puoi uno ha un sapere. senso di fastidio magari farà a meno di venire a casa mia. No, certo, certo, sono molto no, ma non è casa molto tua, di non averlo. Molto democratico. No, però non ha tutti non è no, casa tua, caso, non è però. casa tua, è casa Capito. di una persona che sta facendo, non è Natale, non è casa propria, non è casa di Gemma, ripeto, poi Gemma è un caso a parte, ripeto, perché è casa di Uffa e quindi lì non c'è da discutere. Dico in casa mia, allora facciamo in casa mia. Io, per quanto adoro gli animali, cerco di evitare che ce ne sia uno. Ma secondo me... Ma scusami, vado ancora avanti e poi ti lascio, ma anche i bambini, ma perché? Perché attirano l'attenzione, quindi l'attenzione di un pranzo, di una cena formale deve essere dedicata agli ospiti, ai temi di cui si parla, eccetera. Un cane che cammina e poi magari sale sul divano e tocca il vestito o tocca, allora deve essere richiamato. Il bambino è la stessa cosa, in questo senso si può fare un paragone, se no, fra cane e bambini, a parte, diciamo, per noi i bambini sono come cani per chi li possiede, però i bambini non sono come cani e quindi magari c'è una cena dove si sono messi i bambini e non sono mai ammessi i cani. Posso dire una cosa rispetto a questa considerazione che tu hai espresso, Rossana, rispetto alla quale c'è ben poco da dire, perché parliamo naturalmente di cena formale, parliamo naturalmente di quello che potrebbe essere un reale e naturale impedimento. Io credo però che in tutte le cose poi ci si debba far guidare dal buonsenso, nel senso che il buonsenso poi valuterà o ci metterà nelle condizioni di poter valutare se per quella cena, fra virgolette, formale, siamo o non siamo nelle condizioni di poter far gironzolare il cagnolino o anche poter, come dire, lasciare il bambino anche libero di poter fare quello che fa di norma un bambino. Ecco perché io credo che le due tesi, voglio dire, che possono sembrare confliggenti, ma confliggenti non lo sono. Perché naturalmente voi avete portato il discorso sui pranzi, diciamo che ci sono motivazioni, che ci conoscono, io ci sono motivazioni invece, a favore di una tesi e anche a favore dell'altra. Allora io una colazione di lavoro, magari poi è difficile che si faccia in casa. No, la colazione di lavoro no, però la cena può capitare. La cena può capitare che dopo una giornata di un convegno che noi abbiamo a cena degli ospiti che non conosciamo abbastanza bene e che quindi non si può telefonare o quando si dice scusa ti dà fastidio il cane, quando perché c'è l'errore proprio vede il cane, ha paura, te ne vai a casa tua, fatti la cena a casa tua. No, non è questo. E quella bella regola non la trattengo. No, naturalmente. Comunque i pranzi e le cene formali che si facevano una volta non si fanno più. Sono rare. Anche il protocollo, secondo me, gli Obama, no? La coppia Obama ha rotto determinate cose, perché il cane era l'emblema della Casa Bianca e stava anche nelle cene con capi di Stato. No, accoglieva io dubito no. Così, su YouTube ci sono dei filmati che si vede che c'è il cane con ospiti, capi di Stato e c'è il suo cagnolino. Ma poi noi non è che abbaia pure in americano. Ma può essere morde se uno lo guarda un po' così. Ma può essere una cosa per la fotografia. Per una fotografia, può essere una posa per la fotografia, per mandare questo messaggio che il bon ton è cambiato, il bon ton si è evoluto con i tempi, io poi arriverò a dire si è evoluto con i tempi, però c'è il buon senso, come avete detto voi, che è importante e che vige in tutte le cose, tant'è vero che adesso io volevo un attimino farvi delle domande tecniche, le faccio ad Alberta. Alberta, secondo te
si serve prima il pesce o prima la carne in un menù, diciamo, composto di più portate, che anche questo adesso non si fa più, si fa un menù unico. Secondo me prima il pesce, perché il pesce ha un gusto più delicato, e poi si passa alla carne, che ha un gusto più deciso. È un'apparecchiatura strana. Vediamo perché. Avete notato? C'è l'antipasto? Sì. Abbiamo notato che ci sono 3 forchette. Non c'è l'aperitivo perché viene servito a parte. Mi piace farlo così e lo faccio da sempre, quindi non metto il bicchiere da aperitivo, il flutto. Quindi sì, c'è un antipasto che è un antipasto di pesce, ed ecco perché c'è la prima forchetta di pesce. C'è un primo, c'è una pietanza che è sempre a base di pesce e ritorna alla forchetta, c'è solo il coltello del pesce perché non è altro, non ci sono posate della frutta perché non la servo, non c'è il cucchiaio perché non intendo servire questa sera un dessert al cucchiaio, ma c'è solo la forchetta ed è nella posizione inversa perché non è accompagnata dal coltello. È una regola di buon senso. No, è comunque questa, la posizione è quella giusta, anche se fosse accompagnato dal coltello, il coltello va a sinistra, quindi è perfetta. Ma perché... che cosa servi come dessert? Ma non lo so, forse con quel panettone poi alla fine farò qualcosa. Va bene, una sorpresa. Bene. La tavola perfetta, il tavolo perfetto per una cena, diciamo, un po' sul formale, non Natale, secondo te, Giampaolo? Deve essere quadrato, deve essere rotondo, deve essere rettangolare? Ma guardi, credo che, non lo so, perché mi spiazza una domanda di questo genere, anche perché diciamo quello che piace, diciamo quello che potrebbe piacere a me è più il rotondo, a me piace di più il rotondo, a me piace il rotondo, infatti è la tavola perfetta. Mi dicono che abbiamo poco tempo, concludiamo così. Allora, il tavolo rotondo è perfetto perché da un'unica posizione, tipo la tavola di Realtù, ma non solo, ecco il buonsenso, perché tutti possono parlare fra di loro. Il tavolo rettangolare, se impone una certa formalità e una non ha il tavolo rotondo, ci può essere, ma il massimo dei posti deve essere 6, perché ognuno deve poter parlare con l'altro. Se sono più di 6, poi questo non vede, non parla, anche se ora che è successivo. Anche se ora ultimamente nei matrimoni si usano questi tavoli imperiali. Diciamo che è qualcosa di bello, di colorato, di scenico, ma anche a casa della regina Elisabetta c'è il tavolo lungo, però voglio dire, in determinate occasioni non può farne a meno. Anche il tavolo quadrato è molto bello, è molto conviviale, dà la possibilità di parlare a tutti. Diciamo un tavolo che deve dare la possibilità di poter colloquiare bene, di poter stare bene a tavola. Quindi senza infastidire. I due che sono sul tavolo lungo devono essere 2 mai 3, perché il primo e il terzo non possono parlare. Allora, detto questo, io direi che per questa puntata abbiamo finito e saremo qui ancora per un'altra e ultima tavola che andremo a commentare la prossima volta. Grazie a tutti, speriamo di essere stati utili. Buon Noel.